È una vera scravassata grande che non si era più buoni di stare a Rio, ma a metà tavole, perché qua era tutto pieno qua di acqua, a strada. La pioggia torrenziale ed in breve le strade si trasformano in torrenti, i campi zuppi d'acqua che non assorbono più e scaricano sui paesi, colpita dall'ondata di maltempo tutta l'area del Montello, danni in particolare a Giavera, nelle stesse zone già devastate da un nubifragio 2 anni fa. 2 anni fa diciamo che era arrivata fino a qua e ieri invece è arrivata a casa alle 3:30 e era arrivata fino a qua più o meno. Quindi tutto allagato, frigo allagato, mobili, tutta la taverna qui, la cantina e tutto il garage. È iniziato ad arrivare acqua dalla Brantella e a questo punto è anche leggermente più basso, quindi come puoi vedere il livello dell'acqua era sui 40 centimetri. Male, perché ogni volta che piove viene sempre un po' su di acqua qua, perché abbiamo i spuri qua che non carica bene. E qua c'era i fontanei che buttava su acqua per tutto. Laggiù l'acqua nel mio giardino era alta così, non avevo più il passaggio, c'era tutta acqua. I tombini non vengono mai puliti, mai. Da Giavera a Selva del Montello, danni anche in attività artigianali e della ristorazione che dopo il lungo stop per l'epidemia hanno appena ricominciato a lavorare. L'acqua si alzava sempre più e veniva dentro, non eravamo capaci di chiudere e veniva sotto la porta e poi qui stracci, prendere su 2 ore, 3, ancora continuava. Non le dico cosa e basta, non le dico cosa perché stanotte non si è dormito nessuno. E monta la rabbia. I fossi sono chiusi, i pozzetti non li hanno mai puliti, ognuno si lava le mani, noi continuiamo a chiamare e loro non esistono. Quando ci anneghiamo in casa che chiamiamo, allora qualcuno si fa vedere e poi spariscono per un altro anno. Queste sono le nostre condizioni. Rispetto a 2 anni fa siamo riusciti a contenere i danni, ci siamo un po' preparati visto il disagio di 2 anni fa. Comunque tanta acqua era ovunque. È successo ancora, avevamo fatto dei lavori però non sono serviti del tutto, insomma quantomeno stavolta abbiamo avuto di nuovo dei danni abbastanza importanti insomma.